Ancora un furto nel quartiere balneare di San Leone, questa volta in via dei Garofani. È il Lido Agrigentino in particolare ad essere preso ancora di mira dai malviventi che agiscono senza paura dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine e intensificati nelle ultime settimane a seguito dei furti in case e ville. Ma i ladri non risparmiano il centro città e gli altri quartieri di Agrigento. Malgrado, dicevamo, la presenza delle forze dell'ordine coordinate dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma, i soliti ignoti non demordono. Malgrado la presenza dello Stato, delle forze dell'ordine, continua la sfida dei malviventi con continui furti in città. Il messaggio del questore di Agrigento ai cittadini preoccupati. Sì, certo, la situazione potrebbe ispirare, per essere sereni, un po' la filosofia del guardia ladri di Totò, insomma, se vogliamo essere così allegri e superficiali. Sicuramente le forze di polizia, non solo la Polizia di Stato, ma in questo unisco anche l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, un po' tutti quelli che siamo chiamati sul territorio a controllare e garantire che i cittadini possano stare tranquilli. Questa presenza di delinquenti e malviventi che approfittano di momenti particolari di entrare nell'abitazione delle persone sicuramente ci offende. I cittadini chiedono soprattutto la certezza della pena per i responsabili, anche per dare un giusto riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente proprio dalle forze dell'ordine. L'importante comunque è non abbassare la guardia. Intanto il lavoro investigativo potrebbe portare a breve a dare un nome e un volto ai malviventi autori dei furti. A questo proposito ascoltiamo le parole rassicuranti del questore di Agrigento Maurizio Auriemma al nostro microfono. Noi siamo in attesa di poter avere dei riscontri dal punto di vista investigativo, per cui stanno lavorando non solo gli organismi preventivi sul territorio, ma anche le strutture investigative d'intesa con il lavoro della Repubblica per poter poi assicurare davvero, insomma, alle patrie galere i responsabili di questi fatti così criminali e oltretutto invasivi della libertà individuale delle persone.